Buongiorno a tutti, agli appassionati di motocross. Siamo a Foresto di Cona, in provincia di Venezia, seconda prova del regionale WISP 2008 motocross. Tutti gli appassionati potranno vedere queste belle immagini di gara, pensando che il motocross è una grande passione, per quello la passione soprattutto. Con uno degli organizzatori del Adi Racing, Artemio Destro, e con lo sfondo uno dei più bei impianti di motocross sicuramente della regione. Sono il 5 e siamo in fuori di gara, attenzione, sulle corra, forse più. 24 Vitelli in Portasola, per la prima. Ora abbiamo in portare la quarta quinta posizione per l'ex italiano Senior. Artemio Destro, organizzatore di questa prova, seconda prova di campionato regionale Veneto WISP di motocross, il microfono. Allora, un saluto a tutti, siamo qui nel circuito di Foresto, un circuito che non è di mia gestione, però ormai già dal 2004 che organizziamo qui le nostre manifestazioni, quindi la Adi Racing si rivolge qui per vari motivi che non sto qua ad elencare. Siamo qui con la WISP perché è uno sport di promozione, perché ci sono tanti appassionati, noi amiamo questo sport per quello che ci dà, per tutte le soddisfazioni che riesce a scaricarci dentro. Artemio, tuo figlio corre in moto, tu sei un grande appassionato, la differenza per organizzare e per far correre tuo figlio, dove sta? Allora, io ho collegato le due cose, visto la passione che mi ritrovo da anni. Prima partecipavo io a alcune gare, quando ho smesso per problemi fisici, diciamo, ho cercato di passare la passione. In famiglia abbiamo qui Nicolò, abbiamo anche la Giada che fa qualche garetta nel nostro trofeo, e la differenza tra organizzare e essere piloti è tutta un'altra cosa. Riusciamo comunque a trovare delle belle soddisfazioni anche quando si organizza, perché oltre che i collaboratori che danno una grande mano, che senza di loro non sarebbe possibile, quando arriva sera che è andato tutto bene, ci prendiamo qualche piccola soddisfazione perché qualcuno si viene a congratulare. Diciamo che la veste da pilota è molto più gratificante perché correndo si riesce a scaricare quell'adrenalina che si ha in corpo durante la settimana. Purtroppo la differenza è che il pilota con l'adrenalina che scarica in quel momento di quella manche, e purtroppo l'organizzatore non riesce a farlo, comunque viviamo diciamo, a fine giornata sia come piloti che come organizzatori esausti ma soddisfatti. Nicolò, la soddisfazione gliela diamo al papà, ha lavorato bene? Sì, ha lavorato bene insieme a tutti i suoi aiutanti che hanno fatto un bel lavoro della pista. Oggi ho vinto la prima manche e spero di ripetermi nella seconda. Per loro? Sì. Per mio papà soprattutto.